Si trovava a Cortina per una breve vacanza quando è stato colto da un dolore al petto violentissimo. Vittorio Emanuele Parsi, 62 anni, professore ordinario di relazioni internazionali alla Cattolica, analista geopolitico tra i più apprezzati in Italia e all'estero, volto Spero che noto di qualcun altro talk show e piaccia questo trasmissioni romanzo. televisive, è stato operato d'urgenza al cuore all'ospedale di Treviso. Parsi si è sentito male nella serata di mercoledì. Dopo aver accusato il malore, è stato portato al vicino ospedale Codivilla di Cortina. Da lì, valutata la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito prima a Belluno e poi al Cafoncello, dove il professore, dopo l'intervento, è stato ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono molto gravi. A Treviso i familiari sono in attesa. Parsi si è sempre occupato delle trasformazioni del sistema internazionale dopo la fine della guerra fredda, della politica estera italiana e della sicurezza in Medio Oriente, fino alla questione dell'invasione russa all'Ucraina, tema sul quale è stato tra i riferimenti più costanti dei media del nostro paese. Innumerevoli le collaborazioni con i giornali, centri studi e università. Ma il meccanismo